Audizioni a porte chiuse del capo del PM di Agrigento dopo le minacce di morte per le sue inchieste sugli sbarchi a Lampedusa e di reati relativi all'immigrazione clandestina. Alcuni migranti preferiscono farsi ammazzare piuttosto che tornare in Libia, ha spiegato il procuratore Luigi Patronaggio durante l'audizione davanti alla Commissione regionale antimafia all'ARS, dove è stato ascoltato in seguito alle nuove intimidazioni ricevute con evidente riferimento alle indagini sugli sbarchi fantasma. Ci sono organizzazioni tunisine che usano dei grossi pescherecci che fanno da nave madre e che conducono le piccole imbarcazioni fino alle coste italiane, aggiunge. Noi ci siamo occupati della zona SAR libica e del comportamento di alcune ONG, solo per valutare il loro operato, quando si rifiutano di portare in Libia i migranti. Non c'è dubbio che la zona SAR libica non è adeguatamente presidiata. Patronaggio ha aggiunto: non è compito mio valutare le politiche migratorie e di contenimento del governo nazionale. Per noi c'è una rilevanza penale solo se c'è un accordo tra chi mette in mare i gommoni e le ONG. Sulla questione della sicurezza dei porti, il procuratore ha precisato: i porti della Libia non sono sicuri. Il porto sicuro non è solo quello dove si mette in salvo la vita umana, ma anche quello che assicura i fondamentali diritti umani e della persona. E al termine dell'audizione il presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava, ha concluso e spiegato che esiste un traffico di immigrazione clandestina destinato al caporalato, cioè con una destinazione organizzata a monte in condizioni di assoluta illegalità, con imprese compiacenti e collegate alla criminalità organizzata. Un problema che si lega anche a quello delle possibili presenze di estremisti islamici provenienti dalla Tunisia e che si infiltrano in questi canali per sfuggire ai controlli sbarcando clandestinamente.